Intanto annuncio che ho chiesto che in Consiglio dei Ministri ho chiesto formalmente una lettera che è già inviata e si dichiari subito lo stato di emergenza già oggi, con il Consiglio di oggi. E abbiamo parlato delle modalità, abbiamo parlato della possibilità e ho anche chiesto che siano dati pieni poteri al Sindaco su questo fronte. Spero che venga accolto anche questo, limitatamente la città di Venezia. Dopodiché ovviamente saranno tutte le intese con la Regione. Mose, la partita del Mose è fondamentale risolvere, vedere Mose in funzione. Ricordo che questo è un cantiere dello Stato e non della Regione del Veneto. C'è ancora qualche lazzarone in giro che pensa che sia un cantiere della Regione. Sì, c'era anche il Ministro De Micheli, abbiamo parlato un po' di cronoprogramma, ovviamente della necessità di ripartire forti su questo fronte, visto e considerato però che poi questo è un cantiere dello Stato. Ovviamente la deadline è rappresentata dalla convocazione del comitatore. Per fare cosa nel comitatone? Per chiedere che si chiuda con il Mose, che si vada avanti, che si faccia funzionare? Ma direi per sbloccare definitivamente. Ricordo che l'ultimo comitatone è stato convocato nel novembre 2017, per cui è da un bel po' che non si convoca il comitatone, che deve essere convocato dal governo. Le grandi navi è il problema di questa città assieme al funzionamento del Mose. Una proposta c'è già, votata all'unanimità nel comitatone del 2017, che è stata totalmente disattesa. Abbiamo parlato un po' di tutto, la necessità ovviamente di capire fino in fondo che questa è una città unica, è patrimonio dell'umanità e come tale va preservata.